Archiviata la vittoria sulla Palma, la Nuorese ha ripreso gli allenamenti in vista della difficile sfida di Alghero contro una squadra che ha bisogno di punti in chiave salvezza, ma i verdi-azzurri non si possono fermare se vogliono mantenere la testa della classifica. Sulla gara contro i cagliaritani abbiamo sentito Simone De Liperi, portiere verde-azzurro. Abbiamo rischiato niente, anche perché la partita si è messa subito in discesa dall'inizio, però direi che l'approccio è stato importante, sono partiti subito forte. Forse quello che è mancato di solito quando abbiamo incontrato le squadre in casa, diciamo quelle più alla portata, quelle più abbordabili, tipo quelle di oggi. Oggi c'è stato un inizio importante e la partita si è messa in discesa, bene così, 3 punti importanti. Adesso si tratta di proseguire su questa strada, insomma sarà lotta fino alla fine con Portocaralo e Fertilia probabilmente, l'obiettivo ovviamente è quello di continuare così. Ma all'inizio dell'anno penso che ci avremmo messo tutti una firma nel trovarci a 10 partite alla fine con 3 punti di vantaggio, quindi siamo lì, la squadra sa quello che vuole, siamo pronti a dare tutto per arrivare all'obiettivo. Squadre facili non ce ne sono, insomma si tratta di mantenere la concentrazione alta sempre. Sì, io penso che sia una questione soprattutto mentale. La differenza la farà la fame, la voglia di non mollare niente. Noi abbiamo qualcosa in più delle altre squadre, quindi se ci metti il fatto, la concentrazione, l'umiltà, andare su tutti i palloni, poi alla fine la partita la vinci perché abbiamo una qualità superiore agli altri, però devi mettere questi componenti che poi sono quelli che ti fanno la differenza.